Lo Stato italiano è laico, non confessionale, concordo pienamente con il Presidente del Consiglio, Mario Draghi. Per questo si è scelto lo strumento della nota verbale, che è il mezzo proprio del dialogo nelle relazioni internazionali. Queste le parole del segretario di Stato Vaticano, Cardinale Pietro Parolin, a proposito del DDL Zan contro l'omotransfobia. Non è stato in alcun modo chiesto di bloccare la legge, siamo contro qualsiasi atteggiamento o gesto di intolleranza o di odio, aggiunge il Cardinale Veneto Parolin, che nel suo commento sulle notizie dei giorni scorsi parla di preoccupazione per problemi interpretativi della legge. In queste ore anche il presidente di Arcigay Padova, Mattia Galdiolo, è intervenuto dicendosi preoccupato per ulteriori richieste di modifica del disegno di legge a firma del padovano Alessandro Zan. Questa legge di fatto ha già subito mediazioni, discussioni limature alla Camera, pertanto e dalle stesse forze politiche che adesso la stanno discutendo in Senato, perché come dire, i partiti sono gli stessi. Se c'erano delle mediazioni da fare, sono state fatte allora, farle adesso significa andare a toccare una legge che già così com'è rappresenta una mediazione per quanto riguarda le richieste della nostra comunità.